Sindaco, una parola sulla situazione della sicurezza in città. Sappiamo che lei ha scritto anche il ministro, insomma, a che punto siamo? Diciamo che il grande lavoro che le forze dell'ordine svolgono quotidianamente per garantire la sicurezza in città viene messo in difficoltà dal numero di ragazzi protagonisti di questi episodi di vandalismo che a volte diventano anche dei reati, e quindi le forze dell'ordine sono costrette a concentrarsi nell'identificazione, nella ricerca, negli interventi per questi ragazzi, di fatto sguarnendo poi tutti gli altri ambiti. E quindi siccome questa è la fase della repressione, ho chiesto al Ministro un'attenzione nei confronti delle forze dell'ordine, rafforzando i presidi nel territorio. Ovvio che noi parallelamente lavoriamo con progetti sociali e progetti giovanili che possono prevenire, però gli episodi che si sono manifestati in città ovviamente li condanniamo e non abbiamo alcuna intenzione di accettarli, di tollerarli, e quindi dobbiamo intervenire con le forze dell'ordine. Continuo con gli appelli, nel senso che il sindaco fa la sua parte, le forze dell'ordine fanno la loro, però qui dobbiamo rispondere da comunità. Davvero mi appello anche alla figura dei genitori, che non voglio né crocifiggere né giustificare, però loro hanno un ruolo importante nel mettere in discussione quello che è il comportamento dei propri figli. Cioè non diamo per scontato che i nostri figli siano esenti da certi tipi di comportamenti. Basta semplicemente verificare, chiedere, confrontarsi, capire se ci sono delle difficoltà, se ci sono delle fragilità, e poi ci sono gli strumenti e anche le istituzioni sono a disposizione per aiutare tutti quei nuclei familiari che dovessero rendersi conto di avere un problema in casa, perché così la situazione diventa complicata. Abbiamo visto atti vandalici nelle strade, all'interno delle scuole, ma l'atto vandalico più grave che stanno commettendo è nei loro confronti, cioè si stanno precludendo il futuro sporcando la fedina penale, rischiando di far del male a qualcuno, danneggiando una città, e questo non va assolutamente bene. Quindi affrontiamolo questo problema, lo affrontiamo con grande responsabilità, lo dobbiamo affrontare tutti insieme, perché se pensiamo che il problema lo debba risolvere il sindaco pensa che siano le forze dell'ordine pensa che sia gli assistenti sociali, che significa non aver capito niente. Qua ognuno deve fare la propria parte, i genitori facciano i genitori, il sindaco faccia il sindaco, e le forze dell'ordine stanno già facendo un lavoro importante. Però vedere tutto questo dispiegamento di forze dell'ordine impiegato esclusivamente per correre dietro a questi ragazzi che manifestano dei disagi, credo che non sia corretto, e credo che tra un po' non sarà nemmeno sostenibile da un punto di vista finanziario, perché guardate che tra polizia locale, carabinieri e polizia sono davvero decine e decine le persone impegnate, e credo che le nostre forze dell'ordine devono essere impegnate su altri tipi di servizi molto più importanti.